Prima devo un saluto da parte di Andrea Bonavita che purtroppo per motivi tecnici non può essere qua, diciamo motivi tecnici. No, è entrato nel noviziato dei Gesuiti e quindi non gli era possibile in questo inizio di noviziato poter essere presente. Passaggio cruciale nella formazione di un nuovo gusto nella committenza dello Stato di Milano, il cosiddetto viaggio in Lombardia di Carlo Fontana rimane per molti aspetti poco indagato. Finora gli studi hanno sempre considerato ogni tappa a sé stante, con scarsa attenzione al quadro complessivo e con il rischio di vistose distorsioni. Basti pensare che la questione del completamento della cupola del Duomo di Como, città natale di Papa Innocenzo XI Descalchi, è stata più volte invocata per giustificare l'arrivo di Fontana in Lombardia, mentre è stato ormai accertato che all'origine del viaggio vi furono i desideri di Vitaliano VI Borromeo per il cantiere dell'Isola Bella e sul Lago Maggiore e l'azione di Carlo IV, suo nipote, che aveva conosciuto personalmente l'architetto nella città eterna. Grazie a una serie di notizie individuate proprio nei carteggi delle famiglie Borromeo e Descalchi, dal 1677 strettamente imparentate tra loro, è ora possibile aggiornare le conoscenze intorno al viaggio di Fontana. I documenti forniscono precisazioni e novità sui tempi, cantieri e tappe del suo soggiorno, consentono di osservare da vicino le dinamiche di committenza e permettono di cogliere l'atteggiamento dell'architetto nei confronti dei nobili lombardi, in particolare delle due casate sopracitate. Come noti, i contatti tra i Borromeo e Fontana si intensificano dopo la morte nel 1686 dell'architetto Andrea Biffi, che per un quindicennio era stato il regista degli interventi sull'Isola Bella. Si era recato a Roma nel 1676, riuscendo a spuntare un confronto con Bernini e impressionando, a suo dire, i professionisti dell'urbe con i suoi progetti. Alla sua morte era il collaboratore Filippo Cagnola, trasferitosi a Roma presso la casa dell'ingegner Buratti, parente e allievo dello stesso cavaliere, a tenere i contatti con Fontana, che Carlo IV desiderava portare a vedere Isola Bella. Nonostante le intenzioni si continuava però a lavorare a distanza. Ancora nel luglio 1687 vengono spediti i disegni dall'architetto Francesco Castelli per l'imponente salone a pianta centrale nel stile di Roma, cioè con il rigoroso dell'architettura. Questa è la pianta del Palazzo Borromeo all'Isola Bella del Biffi. E questo in particolar modo è il salone. A ottobre i Borromeo chiedono a Cagnola di inviare il disegno del salone approntato dal cavaliere, ispirato all'interno della chiesa di San Lorenzo di Milano. E qui è l'accenno che faceva Portoghesi ieri sul discorso del fatto che Carlo Fontana non era d'accordo sull'avere una cupola in una villa privata, che non fosse una chiesa sostanzialmente. La reale fattibilità del trasferimento di Fontana deve essere maturata verso la primavera del 1688, perché soltanto il 20 aprile Carlo Borromeo scrive al cognato Livio Descalchi di aspettare il cavaliere, dice, per fare qualche cosa col buon gusto. A inizio giugno si organizza il trasferimento di Fontana, che entro fine mese giunge a Milano. Avuta udienza dal governatore, prende subito la strada di Cesano Maderno, dove raggiunge Carlo IV nella principale residenza di famiglia nella campagna a nord della città, che già era stata di Bartolomeo Arese. Fontana non si sta dirigendo all'isola, bensì a Como. Vi giunge il 7 luglio e si reca immediatamente presso il convento di Santa Cecilia per riverire Paola Beatrice Odescalchi, nipote di Innocenzo XI, sorella di Livio e cognata di Carlo IV. Scrivendo al fratello, la religiosa riferisce immediatamente di quell'incontro, confidando di voler approfittare di Fontana per chiedere un parere riguardo, dice, a certo difetto della volta della nostra chiesa, alludendo forse alla copertura dell'ambiente riservato alle monache, che oggi non esiste più. Qualche giorno più tardi partecipa ad un'escursione mattutina nel primo bacino del lago. La compagnia, capitanata da un gruppo di nobili comaschi, fa una prima tappa alla Piniana di Torno che Livio Descalchi aveva cercato di acquistare senza riuscirvi. Poi l'imbarcazione tocca Moltrasio, dove vi è una residenza Descalchi. Oltre che per le peschiere e i giochi d'acqua, Fontana deve essere rimasto colpito dagli scenografici terrazzamenti del luogo. Nello scrivere a Livio dell'Ario gli confessa che di queste ville che gli fanno vaga scena egli ha gustato specialmente quella di Moltraso.
La gita è anche l'occasione in cui, a detta di Fontana, i nobili comaschi gli chiedono di occuparsi del disegno della cupola del Duomo. Il giorno successivo viene effettuata un'uscita alla Villa del Grumello, conclusa da una lautissima cena con sinfonia di vari strumenti. Livio Descalchi doveva essere particolarmente affezionato a questa residenza extraurbana che godeva di una vista privilegiata della città. Di certo possedeva una pianta, una veduta prospettica e un piccolo modello in cartone della villa realizzati da Carlo Buratti. Anche Fontana, ospite del banchetto, promette di realizzare una veduta. A conti fatti il cavaliere si intrattiene sull'Ario poco meno di 2 settimane. Il 20 luglio Carlo IV, da un altro lago, quello maggiore, scrive che sta aspettando il cavalier Fontana, onde l'isola si è preparata come una sposa. Durante il soggiorno all'Isola Bella, Fontana è impegnato su più fronti. Nella corrispondenza si parla di bellissimi disegni d'ornamenti nelle stanze e teatri per commedie. Disegni, si legge ancora, realizzati col buon gusto di Roma. Il cavaliere è rimasto entusiasta del sito, del quale ha realizzato una veduta che, dice lui, pensa al suo ritorno farla intagliar costì per pubblicare maggiormente la sua bellezza, massime che scopre nel padrone maggiori disegni di quello egli abbi suggerito. Già nel 1686 egli aveva fatto un disegno dell'isola per darlo alle stampe, differente assai da quello formato dell'ingegner Biffi. Lavoro che si è proposto di identificare con la veduta dell'isola Borromei con cornice di albuccio bianco inventariata alla morte del cavaliere nel suo studio romano. Ma oltre a questo disegno, verosimilmente all'origine della più tarda incisione di Fischer von Erlach, Fontana desiderava allora lavorare anche una veduta dell'isola al rovescio, cioè dal lato opposto dei giardini con la veduta del palazzo. In attesa di conferme, il disegno realizzato nell'estate del 1688 potrebbe forse corrispondere all'altra veduta dell'isola presente nello studio del cavaliere, quella inventariata come disegno del palazzo dell'isola Borromei in carta con cornice nera filettata d'oro. A questo periodo sono da segnare i rilievi, i disegni predisposti per la sistemazione del Sacro Monte di San Carlo ad Arona e del basamento del Colosso, su richiesta di Paolo Emilio Borromeo del ramo d'Angera. A questo periodo, dalla terza decade del mese, Fontana è a Milano, dove, dice i documenti, si tratterrà per qualche settimana, avendo mosso l'appetito a molti cavalieri di voler migliorare le proprie case con suoi disegni. Così scrive Antonio Maria Erba, nipote di Papa Odescalchi per via materna, dalla sua residenza nella cosiddetta Contrada dei Nobili. Qui, nel palazzo di proprietà del cugino Livio, il cavaliere ammira l'elegante scala ovale che gli è piaciuta infinitamente. Tra chi accarezza progetti di ristrutturazione c'è innanzitutto Carlo IV, che di rientro in città pensa di far lavorare Fontana attorno al disegno della mia casa. Ma anche Pietro Paolo Corbella, segretario della Cancelleria Segreta, si avvale dell'opera del cavaliere per il cantiere del suo palazzo. Quasi di rimpettaio di Antonio Maria Erba, grazie al recente acquisto di una casa, egli è divenuto proprietario di un profondo lotto lungo la Contrada dei Nobili. Fontana produce verosimilmente un progetto di ristrutturazione per l'intero complesso, di cui rimane traccia parziale in una planimetria più tarda, che è quella che voi vedete sulla sinistra, in alto. Non mancano nemmeno le occasioni per cimentarsi in fabbriche ecclesiastiche. Oltre all'incarico per formare un nuovo disegno della facciata del Duomo, Fontana viene coinvolto nel restauro di San Francesco Grande, la seconda chiesa della città per dimensioni e prestigioso luogo di sepoltura per la nobiltà milanese, Borromeo compresi. Dopo che il 6 settembre era crollata la porzione anteriore della fabbrica, Fontana effettua un sopralluogo e suppone non possa raggiustarsi senza rinnovarla tutta per la mala qualità dei materiali e scossa che hanno patito le muraglie maestre. Indizi questi sufficienti ad immaginare l'architetto intento ovviamente a delineare la sua proposta di ricostruzione. Per metà ottobre Fontana ha elaborato anche una prima proposta per il Duomo di Bergamo. Il 24 viene pagato dai fabbricieri del Duomo di Como per i disegni della cupola. Entro fine mese passa da Lodi per un consulto sulla costruzione del coro nella chiesa dell'Incoronata. Rispetto a questi tre cantieri, le novità più importanti riguardano indubbiamente il caso Comasco. In un momento precedente al pagamento a Fontana, Antonio Maria Erba riferisce infatti al cugino Livio di non sapere se il cavaliere è rimasto gustato o disgustato dalla fabbrica, a cui l'architetto aveva detto di aver avuto dal Papa l'incarico di disegnargli la cattedrale, comprensiva della cupola, che non era stata costruita. Ma avendo visto i progetti di completamento precedenti, ossia le proposte di Andrea Biffi e Francesco Castelli,
Non gliene era piaciuto nessuno e aveva elaborato una sua idea. Quando i fabbricieri che volevano ricompensarlo il doppio di quanto avevano pagato casi simili, seppero che Fontana aveva inizialmente chiesto una cifra molto più alta, furono presi alla sprovvista. Non si capacitavano di dover pagare a Fontana il disegno dell'intero Duomo, dal momento che a mancare a servire era soltanto la cupola. Erba pensava di ricompensarlo con 100 scudi romani perché il cavaliere gli aveva confessato che voleva portar seco il disegno non solo per farlo vedere a sua santità, ma per inserirlo ancora in un libro che egli faceva delle chiese più insigni. L'architetto parte definitivamente da Milano dopo la metà di novembre. L'itinerario di ritorno è rivelato da una lettera di Fontana che il 15 dicembre scrive da Livorno, impegnato a valutare alcune collane di perle per conto di Carlo IV. Non soltanto riferisce di averne viste in Genova, confermando un suo passaggio dalla città ligure, ma informa il Borromeo degli spostamenti di Eugenio Durazzo. Un particolare questo che potrebbe illuminare meglio le circostanze dell'intervento di Fontana per il palazzo del cittadino del nobile genovese, dove, secondo le fonti settecentesche, le scale con altre interne e comode abitazioni sono state modernamente ideate dal cavalier Carlo Fontana, a tale fine chiamato di Roma dal fu signor Eugenio Durazzo. La chiusura della lettera Girolamo e Pavolino saluta vostra eccellenza rivelano anche il nome dell'altro giovane che ha accompagnato il cavaliere in Lombardia assieme al nipote Girolamo Fontana. E su questo Paolino lascio la possibilità di individuarlo realmente. Se l'organizzazione del viaggio di Fontana è sicuramente da ascrivere all'iniziativa del Borromeo, anche la disponibilità del cavaliere sulla piazza lombarda sembra condizionata al loro volere, come attesta emblematicamente il caso del governatore di Milano che, desiderando le glorie del cavalier Fontana, deve necessariamente rivolgersi a loro. Dal canto suo Fontana offre ai Borromeo le competenze di un professionista tutto tondo capace di passare dai progetti di architettura alla stima di gioielli, dalla decorazione di interni all'invenzione di particolari sistemi di protezione per le casse di imballaggio dei quadri spediti a Roma. Di lui Carlo IV scriverà che con atti di buon core si è saputo meritare l'affetto non solo di questa casa ma di tutta la città ed io me ne dichiaro molto obbligato, complice l'essere uomo di gran gabbo o di virtù. Nell'entourage di Borromeo il viaggio di Fontana è valutato in termini assai positivi. È forte la convinzione che il cavaliere dovrà sempre lodarsi dell'acquisto che avrà fatto di tanti padroni, perché è stato apprezzato più che se fosse rimasto a Roma, dove la sua virtù non è stata stimata, essendovi molta abbondanza di soggetti a lui pari che almeno si stimano tali quando anco non lo sino. Per Fontana il viaggio era un'occasione di promozione professionale, egli giungeva a Milano chiamato da una delle famiglie più importanti della Lombardia spagnola ed era protetto da quella papale. Non si trattava solo di ottenere commissioni prestigiose da privati o enti religiosi, ma di consolidare la propria fama. Trasformare questa occasione in un viaggio trionfale e memorabile poteva contribuire certamente alle sue fortune. In fondo non importava molto neppure se, come scriveva l'Erba, alla di lui partenza s'acquieteranno facilmente gli animi, perché la borsa non corrisponderà all'appetito dei padroni. Proprio i costi furono la causa principale dell'essere rimasta sulla carta tante delle sue proposte, lavorate sempre ex novo, non accontentandosi di utilizzare i disegni e i progetti di altri o di adattare l'esistente. Idee di ampio respiro e di massime tanto alte che necessariamente comportavano spese grosse, come ben scriveva Paola Beatrice Odescalchi. Osservando i commenti dei nipoti di Innocenzo XI sulle mosse di Fontana in terra comasca, non si può proprio dire che gli Odescalchi fossero alla ricerca del cavaliere, quanto piuttosto l'esatto contrario. Essi sembrano ben preparati alle tendenze di Fontana, alla milanteria e all'esagerazione, come prova Paola Beatrice quando confida al fratello Livio che veramente non si può lasciare di conoscerlo abbondante di parole, come Vostra Signoria me lo significò, parendo che amplifichi le cose. Nel caso della cupola del Duomo, poi, ogni passaggio della vicenda mette in luce le reali intenzioni di Fontana. La sproporzione tra la richiesta dei fabbricieri e le tavole prodotte si comprende facilmente se si pensa che i disegni della cattedrale sono stati concepiti dall'origine per poter essere anche trasferiti su rame, pronti cioè per diventare materiale promozionale dell'ennesimo progetto del cavaliere. Così come è chiaro che il suo continuo rimando agli ordini di Innocenzo XI fa parte della strategia di convincimento dei committenti comaschi, spregiudicata al punto tale che Antonio Maria Erba non tace a Livio il fatto che il cavaliere nei suoi discorsi se l'allargò come che sua santità fosse per soccorrere la fabbrica nella spesa della cupola, dal che, non avendone mai sentito parola, non potei se non restringermi nelle spalle. Grazie.
Allora, ringrazio moltissimo per questo intervento che ci amplia notevolmente il ruolo, la presenza di Fontana in Lombardia. E devo dire che conoscendo un po' l'ambiente milanese si capisce che cosa può aver significato, cosa possono aver significato le forme di Fontana, perché i cantieri erano un po' legati alle forme del tardo Richini, che non era più innovativo come nella sua gioventù, ma che era quindi perfettamente posato e staticizzato, pur avendo delle soluzioni estremamente complesse. Volevo solo aggiungere una cosa, se mi è permesso, perché avendo un po' lavorato su Biffi, era un architetto di notevoli qualità, ma indubbiamente di non amplissima cultura, perché è abbastanza interessante, proprio forse pensando al salone di Palazzo Borromeo, che c'è una lettera dell'84 di Biffi indirizzata appunto ai suoi committenti Borromeo, che dice che ha intrapreso un viaggio per Venezia, viaggio che ha fatto proprio per cercare di migliorare, diciamo, le forme dell'Isabella, e dice che ho veduto bellissime cose, palazzi ornati di finissimo gusto, massime in Vicenza, e quindi riporta l'attenzione su questa attenzione per Palladio che si sta determinando appunto nell'arco del secondo Seicento, e probabilmente è proprio legato all'idea di sistemare questo salone, che indubbiamente è interessantissimo perché è molto bella la pianta del Salone del Biffi, però francamente sembra dipendere molto, diciamo, dal modello di San Lorenzo, cosa che invece Fontana farà con molta più intelligenza e attualizzando, diciamo, il modello antico. Dietro, diciamo, all'interesse del Biffi per questo modello, non so se c'era solo lui o se c'era anche il suo committente, perché come sappiamo avevano acquistato i mosaici di Sant'Aquilino, rendendoli tutte a tesserine e tenendoli probabilmente in sacchetti, credo, in attesa di rimontarli, quindi non si sa come, all'Isola Bella. E allora c'è proprio tutto questo impasse che probabilmente l'arrivo di Fontana può aver contribuito a far superare e a rimettere in moto una dinamica che poi avrà seguito, diciamo, nel corso del Settecento. Quindi grazie per tutte queste puntualizzazioni. E adesso chiamerei, poi faremo una discussione generale, Francesco Repisti del Politecnico di Milano, che farà la sua relazione alla ricerca di un architetto romano, quindi di nuovo torniamo in questo ambiente, Carlo Fontana e il Duomo di Milano. Vale la pena anche di ricordare che poi una volta partito Fontana i Cusani porteranno Ruggeri a Milano, siamo attorno al 90, e quindi questi rapporti Roma-Milano proseguono.